Ti è piaciuta quest'idea delle fotografie? Io ne ho altre. Chi saranno le ragazze di oggi? Vogliamo cominciare subito con la prima fotografia? Allora, un caschetto biondo, la vedete? Allora, cominciate un po' a collegare gli elementi. Riuscite a riconoscerla? No, non ci credo, l'avete già riconosciuta! Michela Bernardoni. Ragazzi, secondo me voi avete letto il nome sulla scaletta, perché non assomiglia a Michela. Michi, sali qui su. Mica vi somigliate tanto, insomma, no? Per niente quasi. Miki, Eccola. che bambina eri? No, ero una bambina abbastanza calma. No, perché hai detto no? No, perché di solito tutte le persone che vengono qui dicono era una peste. Io ero calma. Tu una bambina calma, che cosa ti ricordi di quando eri piccola? Dunque, mi ricordo solo che avevo una forte passione per l'acqua e infatti uno dei racconti che mi fanno più spesso i miei genitori è di un giorno, quando avevo circa un anno, che mia mamma e mio papà mi portarono in piscina a casa di amici, erano circa le 6 del pomeriggio, quindi erano tutti vestiti, e mi mise mia mamma a giocare accanto a lei vicino al bordo della piscina, solo che ebbe la sventurata idea di girarsi un attimo e io mi buttai immediatamente dentro l'acqua, quindi costrinsi tutte le persone, mio padre completamente vestito, a buttarsi per salvarmi, ma la cosa più buffa era che invece di aver paura o piangere si vedeva un ciuffetto biondo che andava giù e tornava su, andava giù e tornava su e ridevo come una pazza. Tu stavi affogando? Sì, affogavo, ma ero contentissima veramente di essere arrivata dentro l'acqua. E infatti poi lo feci di nuovo a 1 anno e mezzo e allora i miei genitori disperati decisero di farmi prendere lezioni di nuoto. Ecco. Avevo appena 2 anni, infatti già nuotavo. E Alla ancora fine. nuoti, ancora adesso? Sì, ancora adesso, anche La tua stamattina. passione? Sì. Stamattina? Sì, anche stamattina sono andata a nuotare. Ah, beh, vedi, le passioni che nascono da bimba. Grazie, Miki. Prego, grazie a te, ciao. Ciao. Allora, la seconda fotografia. Questo non lo riconoscete, è inutile, eh? Guardate, Marcellino Pane e Vino. Chi è? Barbara, su. Beh, vabbè, io non gioco più con voi, eh? Barbara, ma ce l'avevi il neo anche da piccola? Mica si vede il neo. Non avevi il neo. Non c'è il neo. Barbara, che te lo sei disegnato? No, non me lo sono disegnato, c'era piccolino ma c'era, infatti non ci sono neanche le labbra se guardi bene la fotografia, avevo le labbra piccolissime e tutte guance. Comunque io mi ricordo, tu di quando eri no, mi bambina? ricordo che da piccola mia madre, siccome ero molto isterica, nervosa, mia madre praticamente mi dava la camomilla invece del latte. E una cosa che mi ricordo molto bene è che una volta stavo con mia cugina, mi sono chiusa nel bagno e ho spezzettato 25 biglietti della Lotteria Italia di mia madre, tutti piccoli piccoli, l'ho messi dentro il water, ho tirato la catena e in pratica mia madre li ha cercati per 2 mesi e Ancora non sa se ha vinto. No, l'ha saputo dopo 2 mesi. dopo E 2 poi è mesi. stato l'anno praticamente che non sono stati ritirati i biglietti. Ah, quindi tua madre aveva vinto miliardi di dollari e tu l'hai sbriciolati così? Sì, comunque è rimasta nel dubbio, ecco. Rimasti nel dubbio. Sì. Ok, grazie Barbara. Terza fotografia. Chi sarà questa bambina? No, vi ho già... Ah, no, ho sbagliato, eh. Questa bambina chi è? No, scusate, perché subito avete detto Laura? Laura, ti hanno riconosciuto subito, vieni qua. Raccontaci che bambina eri con i cuccioli di cane. Non assomigli però, insomma, non sembri tu. Eri più bella da piccola di quelle ragazze. Grazie. E in effetti Carine. è vero, ero più paffutella, cioè adesso non è che sia un'Alice, però ero più carina. Più carina. Un episodio divertente di quando ero piccolina. Beh, io ogni volta che andavo a scuola per me era un tormento, perché la scuola significava interrogazioni, Beh, lo sappiamo svegliarsi cosa presto, significa eccetera, la scuola. eccetera. Perciò c'era la mia preside che era tremenda, severissima, e ogni volta che arrivava a scuola mi guardava per vedere se avevo messo le trecce, se mi ero fatta le trecce perché avevo i capelli lunghi fino a qua, lunghissimi. Io odiavo le trecce perché mi piaceva far vedere che ero più grande, con i capelli sciolti, svolazzanti. Al che un giorno trovai l'idea di prendere una parrucca che aveva mia madre, perché mia madre faceva le foto, faceva la modella, infatti non si vede comunque, purtroppo sono uscita io così, però ho preso una parrucca di mia madre, purtroppo ho preso la peggiore, e cioè quella che usavo per carnevale quando ho fatto Cappuccetto Rosso. Me la sono messa in testa appena entrata la preside, all'ultimo banco, mi sono abbassata, ho messo la parrucca tutta storta, al che la preside è entrata e fa: Migliacci, oggi i capelli, però vedi che hai messo le treccine? E io, sì, vieni qua un attimo. Belli i capelli, mi ha preso la parrucca, è caduta la parrucca, una figuraccia. In più questa parrucca era giallo oro fosforescente.
non ci avrebbe mai creduto nessuno. Quindi tu ti sei Ci ho messo- provato, Ti sei alzata e hai figuraccia. detto, ciao, sono Laura e questa, Sono Laura non, e è questa una parrucca. non è una parrucca. Ebbene sì. E questo era il tuo ricordo di infanzia. Sì. Grazie Laura. Ciao. Vediamo un po' di chi è questa faccia. No, non la mia, eh. Guardate questa bambina. Beh, vabbè. Monia, eri una bambina d'onore, eri, te vedo già armata. Vieni su. Uguale, identica, spiccicata, solo i capelli cambiati. Quel coltellaccio. Ciao. Ciao. Che mi racconti tu di quando eri piccola? Identica, spiccicata, la stessa Sì, faccia. identica, Sembra con la scattata fossetta. un quarto d'ora fa. Sì, avevo 3 anni. 3 anni? Sì, è presa dalle coccole paterne, perché ero molto coccolata da mio padre, ero. Infatti... Perché eri, adesso non ti coccola più. Beh, sono diventata più grande, poi insomma il fatto che io sto qui a Roma, ci sentiamo anche poco e questo mi dispiace tanto. E quindi i tuoi più bei ricordi sono legati... Sì, sono legati tantissimo all'infanzia e ricordo tanti particolari, ad esempio la mattina presto, prima di accompagnarmi a scuola, mi dava il latte a zuppetta, con il latte caldo con 18-20 biscotti dentro questa tazzona Questo enorme. è sempre tuo padre? Sì, mio padre ogni mattina si sedeva accanto al mio letto e mi svegliava così. Sì, e io proprio mangiavo, infatti ero bella cicciottella, si mangiavo tantissimo. E ti ricordi qualcos'altro su tuo padre? Qualcos'altro su mio padre che doveva sempre farmi studiare italiano e storia soprattutto. Io mi addormentavo perché dopo cena naturalmente io o volevo vedermi qualche film oppure andarmene a letto a dormire. Invece no, lui dopo che tornava dallo studio di architettura doveva per forza farmi studiare la storia. Però tu pur di stare con lui avresti Sì, sentito sì, qualsiasi mi cosa. mettevo accanto a lui che odorava sempre di pipa, il profumo della pipa che mi piaceva tantissimo, del tabacco e mi pipavi accovacciavo accanto a lui e facevo finta di capire, invece proprio... Ok, grazie Monia. Grazie a te. Penultima fotografia. No, ragazzi, se riconoscete questo bambino mi alzo e me ne vado. Chi è costui? Con questo sguardo perso nel vuoto verso il futuro. Beh, vabbè, rinuncio. Tatiana, mi dovrai alzare e me ne dovrai andare. Sali su, Tatiana, va. Un bambino, ragazze, voi eravate tutte dei maschi da piccole, non capisco. Eccomi qua. Io invece ero una credulona, credevo a tutto ciò che mi dicevano, anche le cose più impensabili. Infatti mi ricordo che giocavo spesso con mia sorella e l'attendevo sempre che tornasse dal refettorio e mi portava tante bellissime cose, tante cose da mangiare. Un bel giorno venne e mi disse: guarda che ti ho portato le marmellate, le patatine. Io le mangiavo tutte. Poi lei, forse per un atto di sadismo, cara Monica, lo devo dire, mi disse: ma lo sai che ci ho messo dentro quella marmellata? Io che ci hai messo? Ero anche permalosa oltretutto. Ci sono messa le dita al naso. Te le sei mangiata tutta quella marmellata, ma ti rendi conto? No, le dita al naso no, chiamo mia madre. E il panino te lo sei mangiato? Sì, pure quello pure tutto, lo strofinato addosso al pavimento. Che te sei mangiata? Tutte queste cose. E dico sì. E alla fine piangevo tanti, mia madre ancora stai diretta a tua sorella. Più facevamo anche altri giochi più impensabili. Ad esempio giocavamo, lo posso dire? A piedi puzzolenti. Piedi puzzolenti, ci mettevamo sul letto e ci mettevamo i piedi in testa. Per esempio lei diceva basta soffoco, oppure a soffocamento con i cuscini. Ma chi insomma vinceva? vinceva lei perché i piedi Vabbè, tiravano sui suoi. Grazie ciao. Tatiana. Andiamo avanti. Andiamo. Dunque, chi sarà questa bambina inquietante? Sembra identica, Arianna. Sembri quelle bambine inquietanti dei film di Dario Argento. Arianna, sali su. Bella, bellissima, identica. Un po' ciribiri. Ciao. Arianna, tu che cosa ti ricordi di quando eri bimba? Io mi ubriacavo. Ecco. Come, scusa? Come ti ubriacavi? In che senso? Venivano gli amici di mamma e papà e venivano sempre da noi così e papà gli dava il liquore così per farli mettere in salone e quando andavano via io andavo lì e me li bevevo io i resti E dopo e mi ubriacavo e davo le testate al muro. davi le testate al Sì, muro? così. E qual era il risultato? Che facevi dopo aver dato le testate? Non me lo ricordo, ecco.